Finge di farsi vestire da un'auto con a bordo una donna, poi le chiede di accompagnarlo a casa, ma la aggredisce con un coltello. Momenti di terrore per una donna tra Roncade e Silea nel pomeriggio. Drammatica conta dei danni a Pederobba per la bomba d'acqua di ieri, centinaia di migliaia di euro, le prime stime, 3 anni per rimettere in sicurezza la zona del Monfenera. All'ex caserma Serena la quarantena forzata crea ulteriori tensioni tra gli ospiti, intanto sui richiedenti asilo l'ULSS 2 valuta di effettuare un nuovo giro di tamponi. Stiamo preparando un piano sanitario per la cosiddetta fase 4 per la quale prevediamo di schierare l'artiglieria pesante, l'annuncio di Zaia per le misure da adottare in autunno. Mercoledì al via la maturità con la maxi prova orale, oggi il ritorno dei docenti in aula da testare gli strumenti e procedure anti-Covid al Duca degli Abruzzi di Treviso, termoscanner e plexiglass. Via libera alle sagre da venerdì secondo l'ordinanza regionale, ma saranno ben pochi gli eventi in tutta questa estate, così come quelli andati in fumo a causa del coronavirus, oltre 1000 nella Marca. La musica non si ferma, il titolo del concerto di Red Canziani in scena ora a Treviso in Piazza dei Signori, primo evento live con il pubblico dopo il lockdown. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque questi titoli dell'edizione trevigiana. Prima della cronaca però andiamo subito proprio in Piazza dei Signori perché si avvia verso la seconda parte il concerto di Red Canziani in Piazza dei Signori. Abbiamo parlato anche oggi durante l'edizione straordinaria. La musica riparte, i concerti ripartono e il primo con il pubblico è proprio il concerto di Red Canziani in Piazza dei Signori, dove vedo il nostro Lucio Zanato. Lucio. Sì, buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori del telegiornale di Treviso di Antenna 3. Come sentite in sottofondo Piccola Chetti, non poteva che essere così, il brano di Red Canziani che sta suonando adesso lui e pianoforte in questa, questo primo concerto con pubblico, finalmente ha detto. Purtroppo una pioggia fastidiosa sta disturbando il concerto, però 500 le persone un po' sotto l'ombrello come vedete alle mie spalle, molti sotto alle logge qui del Salotto Buono di Treviso per non mancare a questo appuntamento con un trevigiano doc proprio come Red Canziani. Red Canziani che sta ripercorrendo la sua storia da quando andava a Jesolo, a quando ha cominciato a sentire i primi brani dei Beatles, a quando il medley, come avete sentito, è finito con All You Need Is Love dei Beatles, che però assomiglia molto a Piccola Chetti, quindi alla sua esperienza con i Pooh. Però proprio per parlare di questo concerto, di questo primo evento organizzato dal Teatro Stabile del Veneto, voluto dal sindaco Mario Conte, sentiamo cosa ha detto ai microfoni del nostro Nicola Zanetti proprio oggi durante la diretta di mezzogiorno. Io stanotte ho fatto un sogno bellissimo, perché questo momento di risalire sul palco io lo aspetto dal secondo giorno della pandemia. Ho sognato che ero il custode di un Luna Park e che andavo a aprire questo grande cancello arrugginito dopo l'inverno e fuori c'era una fila di bambini festosi con gli occhi pieni di gioia e credo di aver pianto in sogno, di essermi commosso, per cui stasera sarà bellissimo. Senza musica avremmo passato una quarantena terribile, la musica è stato un grande conforto per la nostra anima. Lo faccio per dedicare un'attenzione a tutti quegli invisibili del mondo dello spettacolo che non sono mai stati citati in questo periodo, e sono gli operai, gli elettricisti, gli autisti, i tecnici del suono, delle luci, i musicisti che sono rimasti a casa e hanno davanti a loro un futuro senza una previsione precisa. Un direttore di produzione che avevo con i Pooh sta vendendo moto in un negozio a 150 euro la settimana. Questo per dirti. Si stanno arrampicando, stanno cercando di fare qualsiasi cosa per sopravvivere, perché sono tutte persone che hanno famiglie, figli e mutui da pagare, operai esattamente uguali a quelli dell'Italsider, della Fincantieri o di qualsiasi altra azienda, però non si sa perché gli operai, quelli che lavorano nel mondo dello spettacolo, si pensano sempre che siano dei privilegiati ai quali non dare troppa attenzione. Ecco appunto Red Canziani ha voluto passo dopo passo, canzone dopo canzone, qualcuno di questi invisibili che appartengono al mondo dello spettacolo. Adesso sta un po' raccontando della sua storia, della sua vita. Noi naturalmente questo concerto lo riproporremo anche domani sera con i brani più belli, i brani più intensi. Adesso vi lascio a un pezzo del concerto e poi naturalmente quando vorrà Nicola riprenderà la linea dallo studio.
dei 4 sono Canziani e inglesi. Tutti gli altri, come rivela il suo cognome, sono ragazzi italiani. Io chiamo il maestro e gli dico: maestro, guardi che qui veramente ci sputtaniamo. Anch'io ho un cognome inglese e italiano, Canziani è un cognome italiano, e mi fa: ma come per dire, non hai capito niente, tu sei inglese da parte di mamma. Ma anche lo spiegare a mia mamma che è nata a Zenzone di Piave. Cioè, che come ho detto che lei un giorno mi chiama e dice: ciao, se mi telefono come sorella, cosa vuoi di rispondere? Che yes, perché era preoccupata di rovinare la carriera del figlio. Adesso vi faccio vedere, perché poi purtroppo i Capsicum si sono sciolti perché con il servizio militare sono partiti tutti, io sono rimasto a casa da solo e ho fatto perfino un provino cinematografico, però di un film importante, Morte a Venezia, di Luchino Visconti. Allora, questo sono io, in mezzo c'è il ragazzino. Allora, adesso sta raccontando, vedete che è un concerto che è anche una narrazione, diciamo, della sua vita. Allora, facciamo così, lasciamo la linea a Lucio Zanato, ci ricolleghiamo magari per sentire qualche brano durante il nostro telegiornale. Avvertite ovviamente anche Lucio, lo chiedo alla regia, a Tony Esposito e anche Andrea Basso, che teniamo un attimo la linea, magari sentiamo qualche spezzone di brano. Intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale. Vi ricordo che c'è il sondaggio partito durante l'edizione straordinaria e il cui esito si concluderà a Ring. Vi stiamo chiedendo, parliamo degli stati generali dell'economia in corso a Roma in questi giorni, vi stiamo chiedendo: sono la svolta per riforme profonde? Se per voi la risposta è sì, vedete il numero da chiamare 0422 162 6691, se per voi invece è no 0422 162 6690. Lo ricordo, la chiamata è gratuita, anche se non sentite, se sentite occupato non importa, il voto viene comunque registrato, quindi non preoccupatevi. Dunque questo è il quesito, poi ci sarà l'esito durante Ring. Andiamo adesso allora ad aprire la pagina della cronaca, fra poco ci ricollegheremo con Piazza dei Signori e dunque momenti di vero terrore nel pomeriggio tra Roncade e Silea per una donna aggredita da un uomo con un coltello. Prima la trappola con l'inganno, poi un coltello che spunta e le parole che gelano il sangue. Stai zitta, fai quello che ti dico e non ti succede niente. L'incubo a occhi aperti va in scena in pieno giorno tra Roncade e Silea e finisce con una donna ferita in stato di shock mentre si dà la caccia al suo aggressore che solo per un miracolo non ha raggiunto il suo obiettivo, quale che fosse, una rapina o peggio una violenza sessuale. Ore 16:30 circa a San Cipriano di Roncade, una signora cinquantenne della zona sta viaggiando in auto quando improvvisamente un uomo tra i 40 e i 50 anni, italiano, aspetto comune, in sella alla bici, le rovina addosso improvvisamente. Sembra un incidente e l'uomo fa in modo che la sua vittima, presa dal panico, le creda. Finge di essersi fatto male e la sua vittima chiede come possa aiutarlo in qualche modo. Lascio qui la bici, lei se può mi accompagna a casa. La donna accetta. In auto il ciclista mette addirittura la mascherina come per farle capire di essere una persona per bene e ligia alle regole. Ma in realtà la conduce in una zona isolata a Silea, una stradina lontano da sguardi indiscreti. E qui, improvvisamente, estrae un coltello. Stai zitta, fai quello che ti dico e non ti succede niente, le dice in dialetto veneto. Non è ancora chiaro se l'obiettivo siano i soldi o qualcos'altro, non c'è il tempo di capirlo perché la donna, pur terrorizzata, reagisce, cerca di prendere il coltello e si ferisce la mano con la lama. A quel punto l'uomo esce dall'auto e scappa, la signora invece urla e fa retromarcia con l'auto ma finisce nel fosso. Insanguinata esce dall'abitacolo e chiede aiuto ai primi residenti che trova. In queste ore le indagini dei carabinieri in tutta la zona per cercare l'aggressore, per la vittima invece un ricovero in ospedale sotto shock. Una vicenda davvero terribile, dicevamo la caccia all'uomo dei carabinieri. Torniamo in Piazza dei Signori con Red Canzian, vediamo quale brano sta dedicando alla sua città. L'applauso della piazza di Treviso, restiamo ancora, magari poi ci torniamo
prima della fine del concerto ancora con Piazza dei Signori, Noi due nel mondo e nell'anima, un cavallo di battaglia insomma dei Pooh per Red Canzian, che sta ripercorrendo la sua carriera dedicando la sua musica a Treviso in questo primo evento live con il pubblico, seppur con la pioggia. Avete visto la Piazza dei Signori piena, ovviamente con tutte le restrizioni del caso. Restiamo appunto poi a Treviso, poi sentiremo qualche altro brano. Torniamo alla cronaca. Abbiamo raccontato di questa terribile aggressione nel pomeriggio tra Roncalli e Silea, adesso invece andiamo a Pederobba, dove oggi è continuata la conta dei danni già iniziata ieri per la terribile bomba d'acqua che ha colpito il paese. Quando è che si interverrà sulle opere che adesso sono piene di terra? Ben che vada, ci vorranno almeno 2 o 3 anni. E questa è la stima del sindaco di Pederobba per rimettere in sicurezza il sistema idrogeologico del Monfenero dopo la bomba d'acqua di ieri pomeriggio. Tempi biblici per una comunità ancora più esposta a disastri ora che le opere di difesa realizzate negli anni dalla forestale sono di fatto inutilizzabili e gli interventi sono, secondo il sindaco, nelle mani della burocrazia. E una volta i servizi forestali gestivano direttamente queste situazioni, ora non lo possono più fare. Perché? Perché è stata creata questa Veneto Agricoltura nella quale ci sono i bracci armati con ruspe che possono intervenire immediatamente. Oggi non è più così, di conseguenza i tempi diventano biblici e noi rimaniamo con il cerino in mano. Intanto dopo il fango, oggi per Pederobba è il giorno della conta dei danni. Centinaia e migliaia di euro purtroppo. È una cosa indescrivibile ciò che è successo nel Monfenera. Come per questa azienda agricola dove in pochi minuti l'acqua ha devastato mezzo allevamento. Una valanga di fango che ha ricoperto l'aia dell'azienda e sul secondo è andata un po' peggio perché ha atterrato un po' di recinzioni del polame all'esterno e abbiamo perso un po' di capi annegati e altri dispersi. Da ieri pomeriggio c'è chi ha iniziato a spalare fango, portare fuori i mobili, lavare e pulire tutto. Fin qua era più o meno la riga. Sì. E qua dentro? Qualche centimetro. Qua dentro qualche centimetro. Mentre nel cortile c'era fango e... Ancora una volta la solidarietà ad emergere in questo mare di fango, come per il titolare del negozio di biciclette a ridosso del Ponte del Vento. Ma io avevo 6-7 persone extra, senza domandare, arrivati tutti, bravissimi. Ed è qui che acqua, fango e pietre hanno causato maggiori danni. Per secoli qui c'è stato un vero e proprio ponte che da una decina d'anni è stato sostituito con questa tubatura, evidentemente con cambiamenti climatici non più sufficiente. Non a caso chi vive e conosce il Monfenera commenta così quello che è successo ieri. Qua c'è una zona che si chiama Fossadel e Masarè e nei secoli, Masarè sono tutte le pietre bianche che arrivano dalla montagna, nei secoli arrivano, passano 20, 30, 40 anni, questa è la mia opinione. Ma prima o dopo la montagna non può passare per un tubo. I danni e i disagi a Pederobba, torniamo in Piazza dei Signori, vediamo cosa sta cantando in questo momento Red Canzian. Lo sai, le strade per farmi del male non le sbaglio mai. Poi mi raccontò la storia che io sapevo già, dall'ultima volta si sentiva che era più sola, più cattiva. Continua allora questo racconto in musica della carriera di Red Canzian da Piazza dei Signori a Treviso. Adesso invece torniamo a parlare dell'ex caserma Serena tra Treviso e Casier, dove la quarantena forzata di questi giorni fa risalire la tensione. Ferito con un taglierino al culmine di una lite, tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. Vittima un 54enne pakistano ospite dell'ex caserma Serena di Dosson. A colpirlo sabato notte un altro richiedente asilo. I due avrebbero litigato per questioni religiose. Di certo l'isolamento forzato all'interno del centro contribuisce ad alimentare la tensione tra gli oltre 300 stranieri che ci vivono. Mentre la prefettura si prepara a prendere provvedimenti pesanti nei confronti dei responsabili delle proteste dei giorni scorsi, almeno 3 i soggetti che rischiano l'espulsione dal territorio, l'ULSS 2 sta valutando un secondo giro di tamponi prima della fine della quarantena prevista per domenica 21 giugno. Ne parleremo con Sua Eccellenza il Prefetto e i suoi collaboratori per valutare
valutare se si ritiene di fare un altro giro di tamponi per evidentemente verificare la negatività che già abbiamo trovato in 327 persone. I 2 positivi al Covid, operatore e ospite, rimangono in isolamento nel reparto di malattie infettive del Cafoncello. Tutte le cautele sono state prese, come aveva sollecitato anche il sindaco di Casier, Renzo Carraretto. Non vorremmo che succedesse più. Spero che in questi giorni ci sia una comunicazione forte, e io sono quasi sempre presente con i mediatori per far capire che devono arrivare alla conclusione della quarantena e che si comportino bene, perché hanno già fatto danni e dunque non vorrei che ce ne fossero altri. Ma la questione, ribadisce Carraretto, rivolgendosi alle istituzioni, non finisce qui. Cercherò alle autorità di far capire che hanno un po' una spina sul fianco per non lasciare chiusa la cosa o abbandonarla o tenerla nei cassetti, ma cercare di in qualche modo trovare delle soluzioni perché questa caserma e questi ospiti abbiano nei confronti dei cittadini e viceversa una risoluzione. Mentre prosegue in Piazza dei Signori il concerto di Red Cancer, abbiamo fatto ascoltare qualche brano dell'evento, ci ricolleghiamo fra poco, adesso sta continuando a raccontare un po' la sua carriera, c'è questo intermezzo di racconto e musica, torniamo a parlare, come vedete lo state vedendo in questo momento, ci torniamo fra pochissimo, se non sta iniziando a cantare chiedo alla regia ma non credo. Allora, la fase 4 è l'autunno e allora oggi ne ha parlato il governatore del Veneto Luca Zaia nel punto stampa a Marghera, perché bisogna pensare anche a un eventuale ritorno del virus e comunque all'influenza. Allora c'è un piano che verrà preparato. Abbiamo chiesto un piano per la fase 4, come la chiamo io, no? E quella che vi ho definito come lo schieramento dell'artiglieria pesante. Pensate che sarà una fase comunque complicata. Entro il 15 luglio, convalidato dal Comitato Tecnico Scientifico, il Veneto avrà un piano sanitario ad hoc per prepararsi a qualsiasi evenienza. Se infatti al momento non è possibile prevedere se, come e quanto il Covid-19 potrà avere una seconda ondata quest'autunno, la Regione si prepara comunque ad affrontare i possibili scenari sia nella fase della diagnostica che in quella della cura, attraverso un piano che replicherà come base i numeri portati ai massimi nell'emergenza coronavirus. Se avevamo 1600 posti potenziali di malattie infettive, tornano i 1600 posti di base, i 5 ospedali chiusi ma che sono lì arredati, che basta andare lì e dargli una spolverata, hanno tutti i letti nuovi, i vecchi ospedali riaperti, si riaprono pronti all'uso. Le 400 terapie subintensive del Veneto, anche di più, ci sono le 825 terapie intensive, che poi sono un migliaio, perché vi ho già detto che abbiamo respiratori in magazzino, noi le attrezziamo. Nel frattempo il Veneto ha trasmesso al Ministero dell'Istruzione le nuove linee guida regionali per la ripresa delle scuole. In settimana ci sarà un nuovo vertice tra presidenti di regione per fare un ulteriore tagliando alle linee guida, perché, come ha detto Zaia, la fase 2 è in continua evoluzione. L'impressione generale è che comunque il 15 luglio rappresenti la data in cui addirittura potrebbero essere sospese le decretazioni, ma come detto occorrerà sempre mantenere la guardia alta. Questa è la fase, come l'abbiamo definita, della convivenza, no? L'alternativa qual è? Restare tutti chiusi in casa e aspettare che il virus se ne vada da solo, però non siamo nelle condizioni per fare questo, moriremo di crisi isteriche piuttosto che di fame per qualcuno, o di altri motivi. Intanto la parola d'ordine dell'ULSS 2 è avanti tutta con i tamponi, il monitoraggio del Covid non solo non cala, ma anzi aumenta. Il numero dei tamponi non cala, anzi, nella Marca superano tuttora i 2000 al giorno e dall'autunno l'ULSS 2 si sta attrezzando per poterne effettuare quotidianamente addirittura 3000 se il Covid si ripresenterà con l'aggressività di questa primavera. Ma se anche questo non avverrà, il potenziamento del laboratorio di microbiologia non sarà stato inutile. Lo affermano il direttore generale Francesco Benazzi e il responsabile della microbiologia Roberto Rigoli, alle prese con numeri comunque lampanti. Il Covid non circola più come prima, né come frequenza né come intensità. Se nell'ultima settimana di marzo su 3.198 tamponi i positivi erano risultati 446, la scorsa settimana su 10.000 tamponi, quindi 3 volte tanto, erano solo 5. Festeggiamo anche 100.000 tamponi più 1 in questo momento, per cui
Questo è il chiaro segno di continuare a fare cosa? Monitorare, fare tamponi per la popolazione nel momento in cui il medico di famiglia ci segnali il rischio appunto del Covid-19, monitorare i nostri dipendenti, i centri servizi, le case di riposo, un monitoraggio continuo e costante per tenere sotto controllo il virus e ovviamente evitare che si possano creare nuovi focolai. Migliaia di tamponi che con questi numeri di contagi si potranno eseguire a gruppi non più di 5 ma di 10, così da ridurne drasticamente tempi e costi. Inoltre alla microbiologia di Treviso sta arrivando un nuovo macchinario. Ci permetterà di produrre circa 1000 tamponi in più al giorno, per cui è un macchinario che ci aiuterà molto, è un macchinario che noi utilizzeremo anche per altre diagnostiche. Questa vicenda del Covid-19 ha accelerato dei cambiamenti nelle microbiologie che sarebbero avvenuti comunque. Nel frattempo sul fronte sanitario sono già 56 ad ora i sindaci della provincia di Treviso ad aver in questi giorni sottoscritto il documento proposto dal sindaco di Montebelluna Marzio Favero e contenente l'invito al governo a rivalutare la propria posizione sospensiva rispetto all'attivazione del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia a Treviso. Un'istanza nata in questi giorni proprio dal sindaco di Montebelluna e fatta propria da, come dicevamo, altri 56 sindaci che nasce a fronte della notizia, come sapete, che il governo ha impugnato l'attivazione del corso di laurea a Treviso, una decisione che ha ovviamente scatenato la polemica e anche le rimostranze, come abbiamo sentito in questi giorni, del governatore Zaia. 56 sindaci chiedono dunque, insieme al sindaco di Montebelluna Marzio Favero, di fermare questa sospensione del corso di laurea a Treviso. Adesso la pubblicità, parleremo di scuola perché oggi è stata una giornata importante in vista della maturità, torneremo a vedere anche qualche immagine dalla Piazza dei Signori a Treviso. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Dunque, giornata organizzativa nelle scuole superiori in vista del via alle prove orali degli esami di maturità. Ci sarà solo la prova orale quest'anno, da mercoledì, da testare e gli strumenti, le procedure anti-Covid. Siamo stati a vedere al liceo Duca degli Abruzzi di Treviso com'era la situazione questa mattina. Un termoscanner all'ingresso per controllare la temperatura, sanificazioni per ogni aula adibita a colloquio e un sistema di percorsi che non produca interferenze con un accesso e uscite diverse. Istituto Duca degli Abruzzi di Treviso, nel giorno in cui si riuniscono le commissioni, unico membro esterno il presidente, si mettono alla prova strumenti e procedure con cui da mercoledì, data di inizio degli esami di maturità, avranno a che fare anche gli studenti. Maturità che resterà impressa nella mente non solo dei ragazzi ma anche dei docenti, questa del 2020. Ci si ritrova tutti insieme a 4 mesi dallo stop delle lezioni in classe e dopo l'esperienza tutta nuova della didattica a distanza. Ingresso con la mascherina, misurazione elettronica della temperatura e dove non si può mantenere le distanze di sicurezza, barriere in plexiglass. L'aula con le barriere in plexiglass siamo stati un po' obbligati perché la riunione di plenaria prevede un numero di persone tra le 12 e le 13 persone, per cui è necessario garantire la totale sicurezza. Ogni istituto si organizza in base ai propri spazi, ferme restando le linee dettate da governo, regione e INAIL, ma al di là delle norme si è voluta garantire ai maturandi la possibilità di fare di persona l'esperienza umana, non solo scolastica, di quello che è un rito di passaggio generazionale. L'esame in presenza quest'anno, in un momento nel quale sì, l'Italia sta riaprendo ma con molte cautele, è una grande scommessa. Direi che è una scommessa anche di tenuta psicologica in primo luogo, di organizzazione delle scuole e credo che sia anche un po' predittivo sulla ripresa di settembre. Vediamo un pochino come funziona, come sta andando, ma noi ci auguriamo che vada tutto bene perché i ragazzi se lo meritano. Torniamo in Piazza dei Signori, vediamo il concerto di Red Canzian.
siete belli anche da qua, io vedo qua sotto i portici, qui davanti un sacco di facce conosciute, gli amici del cuore, le persone che amo, gente che è venuta da Taranto, ragazzi, pensate, dei matti assoluti, guardate, sono partiti da Taranto, a mezzogiorno erano già qua, quindi sono partiti all'alba, però il loro amore è il vostro essere qui sotto la pioggia, a partecipare a questo concerto che è un simbolo, mi riempie il cuore di gioia, perché credo che questo valga più di qualsiasi altra cosa. Voi avete capito il messaggio e siete qui a sostenerlo, questo è bellissimo. Grazie davvero. Ecco, avete sentito anche il messaggio, le parole proprio di Red Canzian, che si è prodotto in questo anche vocalizzo notevole e anche in una tornasuriento, insomma, singolare nella piazza di Treviso. Tanti avete sentito anche le persone che sono arrivate addirittura da Taranto, lo raccontava proprio in questo momento sul palco Red Canzian. Vi racconteremo poi il meglio di questo concerto domani con nei nostri servizi con Lucio Zanato, che sta seguendo proprio questa esibizione importante, perché è il primo concerto live con il pubblico e avete visto che nonostante la pioggia la piazza era piena. A proposito di piazza, a proposito di festa, bimbi in piazza per festeggiare la fine della scuola, lo ha deciso il sindaco Mario Conte. Venerdì i piccoli dell'infanzia e delle materne potranno salutarsi prima delle vacanze. 2 piazze accoglieranno i bambini dell'infanzia e delle materne per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Dopo mesi di isolamento a causa della pandemia, l'amministrazione comunale ha voluto promuovere una festa per far incontrare i bambini prima delle vacanze. Una grande festa in sicurezza per i bambini che sono stati chiamati a un sacrificio davvero grande, quello di rimanere chiusi in casa, non hanno più visto i loro compagni di scuola, i loro amici, e quindi noi non abbiamo voluto che quell'anno finisse comunque così in modo anonimo, senza più rivedersi per tutta l'estate, ma abbiamo voluto raggrupparli sempre in sicurezza per l'ultimo giorno di scuola. Appuntamento dunque nelle 2 piazze centrali della città venerdì prossimo 19 giugno. Sono previsti interventi di giocolieri ed animatori con spettacoli e distribuzioni di gadget. Il sindaco ha poi spiegato che gli asili nido a Treviso hanno già riaperto i battenti. Gli asili nido del comune di Treviso da questa mattina sono stati riaperti, tra l'altro ci tengo anche a sottolineare con una tariffa dimezzata rispetto al solito, proprio perché abbiamo voluto dare un servizio alle famiglie. Per quanto riguarda poi invece gli spazi scolastici, c'è da dire che il Premier Conte ha nominato i sindaci commissari straordinari per l'edilizia scolastica, senza però averci dato né soldi né indicazioni su quelle che devono essere poi le regole da rispettare. Sarà un'estate di lavoro per l'amministrazione comunale, dobbiamo farci trovare pronti per settembre, ha spiegato il primo cittadino. Cercheremo di costruire dei protocolli e di pensare alla riorganizzazione degli spazi. Abbiamo da poco fatto un accordo con l'ordine degli architetti appunto per creare dei modelli progettuali sulle scuole con degli nuovi spazi, però siamo in attesa di avere delle indicazioni da parte del governo. Tra le riaperture di questa settimana, i cinema anche oggi in serata, chi era già attrezzato, poi dal 19 anche le sagre secondo l'ordinanza regionale, ma saranno ben pochi però gli eventi in tutta questa estate, così come quelli andati in fumo a causa del coronavirus. In 3 mesi di lockdown, solo nella Marca trevigiana, oltre 1 migliaio di sagre ed eventi correlati cancellati. Il bilancio del numero 1 delle Pro Loco del Veneto è impietoso e così, seppure inizia la settimana che da venerdì 19 in teoria dà il via libera ai momenti più tradizionali della cultura popolare veneta, il sorriso è amaro, perché gli appuntamenti con regole e restrizioni saranno ben pochi e comunque diversi. La cosa non è semplice, non è così automatica. Sabato e domenica non avremo sicuramente prossime le sagre, come in ogni caso non le avremo mai neanche per tutta l'estate come le abbiamo viste e come le abbiamo vissute in questi anni. Insomma, scordatevi gli scenari di sempre. È necessario la prenotazione, è necessario il distanziamento, il numero chiuso. Non sarà facile anche perché ci sono dei costi oggettivi nell'organizzare tutte queste cose qua e servono anche tanti volontari. E poi il ballo, la musica sono cose che difficilmente, se non ci sarà un'apertura diversa, si potranno realizzare
Scenari futuri saranno al centro di incontri web in questi giorni tra le Pro Loco e l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Una delle strade da percorrere per i prossimi mesi sarà quella dei piccoli eventi diffusi anziché le manifestazioni classiche. Schema che verrà seguito per il vero e proprio esordio post-lockdown nella Marca domenica sulle colline del Prosecco. Al sorgere del sole, una merenda alla Malga Mariec sulle prealpi trevigiane con la banda musicale di Valdobbiadene per salutare simbolicamente un nuovo inizio. Poi tra le 11 e le 12 un brindisi collettivo nelle piazze dei comuni tra Conegliano e Valdobbiadene e alle 17 un concerto alla Pieve di San Pietro di Feletto con il Conservatorio di Castelfranco. Sono giornate di compleanni speciali anche in questo periodo, anche se l'emergenza è di fatto finita. Gli auguri quest'oggi a nonna Ida che ha spento oggi 103 candeline, di Bassano ma originaria di Riese Pio X. Ha spento oggi 103 candeline, un compleanno purtroppo non festeggiato con tutti i cari, ma lo stesso un gran traguardo per Ida Bandiera. Nonnina, originaria di Riese Pio X, ospita lo Sturm di Bassano. Attraverso Rete Venete i 4 figli, i 7 nipoti, i 4 pronipoti hanno voluto mandarle gli auguri e farle sentire tutto il loro affetto. E noi ci uniamo a loro in un abbraccio virtuale a questa arzilla ultracentenaria. Auguri dunque a nonna Ida. Adesso le notizie dal Bellunese. Ripartiamo allora dall'emergenza Covid-19. Il 9% della popolazione bellunese è stata sottoposta al tampone per la ricerca di Covid-19 da inizio pandemia. Lo ha reso noto stamane il direttore generale delle ULSS Dolomiti nella consueta diretta Facebook. Complessivamente sono stati eseguiti 43.142 tamponi su 18.320 persone. I positivi attualmente sono 51. La capacità diagnostica dei laboratori degli ospedali di Belluno e Feltre di 440 tamponi al giorno, che si sommano ai 400 eseguiti per ULSS Dolomiti dall'azienda ospedaliera di Padova. I test sierologici ad oggi sono oltre 21.000, eseguiti per la maggior parte fra i dipendenti ULSS, gli ospiti e il personale delle case di riposo. In queste ultime i positivi restano 16 su oltre 2.000 ospiti e 4 fra i 2.105 operatori e collaboratori. Nessun caso di positività, fa sapere il dottor Rasi Caldogno, è emerso alla termine della campagna di tamponi che ha interessato le strutture per disabili, quelle residenziali per la salute mentale e quella delle dipendenze. La cronaca adesso ha agito proprio in pieno lockdown, sabotando e scassinando il bancomat di Banca Fideuram a Belluno. Il responsabile è stato fermato dalla polizia. Lui ha divelto la parte superiore della lamiera del bancomat con degli arnesi da scasso, estraendo i cavi, collegandoli a un terminale che ha sabotato il sistema e si è fatto scaricare il denaro. Un colpo più unico che raro, un atto di sabotaggio a uno sportello bancomat aperto come una scatola di sardine in provincia non si era mai visto. Il furto messo a segno la notte del 12 marzo scorso alla Banca Fideuram in via Medaglie d'Oro aveva fruttato un bottino di poco inferiore ai 20.000 euro. Nessun allarme era scattato e l'uomo Alexandro Vasile Cosmin, romeno di 40 anni, era riuscito a farla franca pure davanti a un equipaggio della volante che alle prime luci dell'alba di quello stesso giorno l'aveva fermato per un controllo anti-Covid a bordo di una berlina con targa olandese. Eravamo in pieno lockdown, l'uomo aveva riferito ai poliziotti di trovarsi in transito per motivi di lavoro ed era stato lasciato andare. Le indagini della terza sezione antirapina della squadra mobile di Belluno scattano quella stessa mattina, subito dopo la denuncia presentata dalla banca. Dalla lettura delle targhe, dall'incrocio dei tabulati telefonici, l'attenzione si concentra proprio su quel romeno che dal controllo dei dati risulta pregiudicato per reati contro il patrimonio per i quali è noto in tutta Europa. Le sue tracce conducono gli uomini della mobile fino al confine francese, poi più nulla, fino a 2 settimane fa, quando i lettori di targhe delle auto in transito nel capoluogo intercettano nuovamente quella berlina. Al secondo piano della questura scatta di nuovo l'allerta. L'uomo viene intercettato e pedinato, passa una notte in città e il giorno seguente si muove spostandosi in diversi capoluoghi del Triveneto. Alle 22:30 del 7 giugno scorso il malvivente con il medesimo modus operandi tenta un nuovo colpo al bancomat di Banca Intesa Piove di Sacco nel Padovano, ma forse disturbato dal passaggio di un metronotte ricopre lo sportello che ha già divelto e scappa. Nella fuga l'uomo si accorge d'essere pedinato. Le auto della polizia si lanciano all'inseguimento della berlina che raggiunge 170 km/h, sfonda un posto di blocco e riesce a dileguarsi in direzione nord. La polizia dirama subito le ricerche ai colleghi della mobile di Bolzano e del Brennero. Lunedì scorso il fuggitivo è stato bloccato definitivamente a Vipiteno. Nella sua auto vengono ritrovati oggetti da scasso, cacciavite e scalpelli, oltre a materiale informatico che gli uomini della mobile di Belluno
Belluno stanno analizzando. Il provvedimento di fermo per furto pluriaggravato emesso dalla Procura di Belluno è stato convalidato dal GIP di Bolzano, che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Ora la polizia indaga per capire se l'uomo abbia messo a segno altri colpi in altre zone d'Italia e se con lui abbiano operato dei complici. Adesso la politica e l'amministrazione con il Consiglio Comunale. C'è un'ultima ora che ci segnala proprio Tiziana Bolognani, un colpo di scena in Consiglio Comunale oggi. Votato infatti un emendamento che diventa parte integrante della modifica statutaria della società Bellunum, a cui il Consiglio quasi all'unanimità ha delegato la gestione della seggiovia del Nevegal, limitatamente al periodo estivo. Un sospiro di sollievo per il Colle, che in questi giorni già vedeva persa la stagione alla luce del disimpegno dell'Alpe del Nevegal. Dall'opposizione si sono levati voci di contrarietà per il metodo, ma alla fine è prevalso il buonsenso. Questo in un consiglio comunale odierno che era stato aperto con una mozione di censura contro l'operato del sindaco di Belluno sul caso InLab. Una mozione sottoscritta e presentata dai gruppi di opposizione, tutti eccetto il PD. 9 mesi di polemiche, quasi un parto, tanto ci è voluto per mettere insieme non senza difficoltà un fascicolo di oltre 200 pagine che secondo i gruppi di opposizione a Palazzo Rosso, tutti eccetto il PD, testimonierebbero che sul caso InLab l'amministrazione Massaro ha operato con scarsa trasparenza e in pieno conflitto di interessi. Il sindaco ha come delega quella della trasparenza e con questa mozione noi vogliamo fare chiarezza e avere appunto trasparenza nell'iter di questo progetto, i cui esiti attuali ancora in realtà non conosciamo. Non è, come è stato detto, appunto un attacco ad personam, bensì è una volontà politica di fare chiarezza sotto un profilo politico appunto e amministrativo. Di InLab si è discusso molto, ma a cose fatte, hanno detto i capigruppo di opposizione alla Stampa, anticipando il contenuto della mozione che chiede al Consiglio di esprimersi e votare una severa censura nei confronti del sindaco di Belluno. InLab è l'acceleratore di idee, aggregatore di competenze finalizzato a valorizzare peculiarità territoriali, presentato lo scorso luglio a Belluno. Un progetto meritevole, non fosse che assegnatari di contributo sono risultate la Fondazione Teatri, di cui è presidente Renzo Poloni, che è anche consigliere della Fondazione Cari Verona che sostiene economicamente il progetto, e la cooperativa Società Nuova, il cui direttore Marco Ciociano Bottaretto è capogruppo della lista del sindaco In Movimento. Rispetto a questo io ho sempre detto, ma se qualcuno ha dei dubbi, ma vada in Procura della Repubblica, perché ci teniamo anche noi, nel senso che a un certo punto credo che l'unica cosa spiacevole di questa vicenda sia quella di far intendere che c'è qualcosa che non va, ma poi non avere il coraggio di andare in Procura della Repubblica. Non abbiamo competenze sotto un profilo di accuse penali, però vogliamo fare appunto il punto della situazione sotto un profilo istituzionale di correttezza dei rapporti interistituzionali tra maggioranza e opposizione. Dubbi le opposizioni avevano espresso anche sul ruolo assunto da Valentina Tommasi, che il giorno dopo le sue dimissioni a sorpresa da assessore alle politiche sociali del Comune di Belluno era stata assunta proprio da Società Nuova. Oggi risulta che il contratto a tempo determinato non le sia stato rinnovato. La mozione presentata in Consiglio questo pomeriggio sarà discussa il mese prossimo. E si è concluso dopo 13 giorni il tour di Mask to Ride, l'iniziativa partita da Belluno per riportare il sorriso ai disabili ospitati nei centri di 10 regioni italiane. Un salto lungo 4.500 km su e giù per l'Italia, la consegna delle mascherine è un pretesto, l'obiettivo è entrare in contatto con chi quotidianamente si confronta con problemi e difficoltà e che nel lungo periodo del lockdown è stato dimenticato. La mascherina è stato solo un modo per avvicinarci invece ai ragazzi, alle associazioni, agli ospedali, a chi è stato abbandonato in questo periodo, a chi è più debole e a chi di solito subisce per primo le difficoltà. La partenza documentata lo scorso 3 giugno dal centro disabili di Cosighe e poi via con il carico di positività e solidarietà nei centri di 10 regioni italiane, da nord a sud, Sicilia compresa. Una squadra compatta con Alvaro Dalfarra, pilota di freeride e manager del team da boot, Mattia Cattapan, padovano, presidente di Crossabili, costretto in carrozzina dopo un incidente di gara, Nicola Barchetta e altri ancora. Siamo andati a trovare tutti gli utenti, a cercare il contatto con loro, a cercare di essere realmente presenti, ritornare da loro. Appena si sono aperte le regioni noi siamo partiti e questo è stato il messaggio, tutti ci aspettavano, tutti in maniera diversa.
I risultati più grandi nei centri di Bari e di Torino, dove i pazienti non erano ancora riusciti dalle strutture. È lì che l'incontro si è rivelato ancora più terapeutico, capace di infondere energia e gioia incontenibili. Il gran finale a Sedico, nel parcheggio del Palasport, davanti a centinaia di ospiti dei centri disabili della provincia di Belluno. Gratitudine è stata espressa dal sindaco Stefano Deon per il momento di condivisione di risultati di un viaggio memorabile che forse diventerà un film. Siamo Bimbi in TV come ogni sera alla fine del nostro telegiornale. Questa sera i video di Leonardo da Montebelluna e poi un gruppo di bimbi da Spinea. Continuate a mandarci i vostri video come sempre al numero di WhatsApp che vedete adesso in sovraimpressione 351 175 5340 per raccontare le giornate dei vostri bimbi. Vi ricordo anche il sondaggio iniziato durante l'edizione straordinaria delle 17.30 e continuato nei nostri telegiornali con l'esito che poi verrà dato a Ring. Stati generali, parliamo dei stati generali dell'economia in corso a Roma, sono la svolta per riforme profonde? Se per voi è sì, quello è il numero da chiamare, se per voi invece no, lo vedete sulla banda rossa, quello è il numero da chiamare. La chiamata è gratuita come sempre, non preoccupatevi se sentite il numero occupato, il vostro voto viene registrato nel momento in cui scegliete il numero da fare. L'esito dunque, lo dicevamo, a Ring questa sera dalle 21.15, una puntata molto interessante con tanti temi, si parlerà di economia e di politica e anche di Sant'Antonio. Allora in studio con Ferdinando Avarino ci sarà Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, e poi in collegamento l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, Enrico Cappelletti, candidato governatore del Movimento 5 Stelle, e il senatore della Lega Massimo Candura. Peraltro Matteo Salvini proprio in queste ore a Verona, domani sarà a Vicenza. E poi, come detto, l'ospite è anche padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica del Santo di Sant'Antonio, quindi per parlare anche della straordinaria giornata storica delle emozioni di sabato scorso che Media Nord-Est vi ha raccontato in diretta con la festa di Sant'Antonio. Adesso come sempre il meteo, poi Daniela Sizia per l'ultima parte della nostra edizione straordinaria di oggi. Arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Permane una certa instabilità sul nostro territorio. Martedì 16 giugno il tempo sarà ancora piuttosto variabile, ma vediamo la previsione nel dettaglio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso e coperto un po' su tutti i settori. Al mattino avremo qualche piovasco sulle aree costiere e sui rilievi. Al pomeriggio rovesci, specie sulle aree montane e pedemontane della nostra regione, localmente saranno possibili fin verso le zone limitrofe. Temperature minime fino a 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia di molto la situazione, tempo variabile anche qui con molte nubi e con qualche pioggia sui settori montuosi. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi invece tra i 25 e i 26 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni temporalesche piuttosto diffuse, tuttavia saranno in cessazione durante la nottata. Temperature minime sui 16 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci al prossimo aggiornamento.
Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.